Ma sfortunato ieri nel turno infrasettimanale. Finisce 0-0 la sfida al Tenni. Ora il Treviso è sesto in classifica, superato dall'Entella. Il Treviso senza Torromino e Ferretti mette sotto la capolista Casale nel gioco, ma non nel risultato. Finisce 0-0 al Tenni la sfida nel turno infrasettimanale. Meglio del Treviso però fa l'Entella, che grazie alla vittoria di ieri sorpassa il Treviso in classifica, ora sesto, ma con una partita in meno. All'ottavo si fa vedere il Treviso con un colpo di testa di perna, facile preda del portiere. Al 21esimo il Treviso crea l'azione più pericolosa con Gallon che si mangia un gol fatto a meno di 2 metri dalla porta. 8 minuti dopo è ancora Gallon che ha sui piedi la palla per il vantaggio, ma spara sul portiere. Casale pericoloso al 34esimo con Petrilli che si libera in area di Beccia, ma il tiro è debole. A 2 minuti dalla fine del primo tempo ci prova Gonnella di testa, ma la palla finisce alta. Al 46esimo palla sul fondo, tiro di perna, Iannini salva sulla linea del Casale. Al quinto della ripresa, corner per il Casale, Curcio di testa, ma è bravo Campironi. Al 70esimo Siega in spaccata, centro area, ma la palla finisce alta. All'87esimo gol di Madiotto su bel lancio di Giorico, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ultima azione del Casale con Curcio, ma la palla finisce di poco fuori. Contento della prestazione dei ragazzi, sono stati veramente bravi perché comunque avevamo di fronte il Casale e abbiamo creato parecchio soprattutto il primo tempo, non ci siamo tirati indietro il secondo tempo, abbiamo avuto secondo me un'occasione clamorosa, secondo me era un calcio di rigore, il gol annullato non voglio commentarlo, però dobbiamo anche accettare queste anche decisioni perché anche a Mantova dopo 10 minuti era il rigore netto, non ci è andato. Non voglio lamentarmi, naturalmente non voglio anche aggrapparmi a niente, però naturalmente le partite sono sempre poi in salita.